Dalla Repubblica Cispadana passiamo alla Repubblica poi sempre quella successiva, la Repubblica Cisalpina, e vedete, siamo nel 1798, e un simbolo ancora di un reparto militare, e vedete qui il fascio rivoluzionario, simbolo della rivoluzione francese, come è il berretto frigio, il berretto che venne adottato appunto dai rivoluzionari in Francia. Dalle esperienze di fine Settecento arriviamo alla prima bandiera della Repubblica Italiana, proclamata nel 1802, un'esperienza che dura appena 3 anni. Questa bandiera particolare quadrata, a quadrati concentrici, rosso, bianco e verde. E poi quella successiva, molto simile, siamo passati al 1805, la nascita del Regno d'Italia, del napoleonico Regno d'Italia. Sostanzialmente questa è una parentesi in cui il tricolore, la bandiera tricolore, viene adottata come simbolo di uno Stato. Per decenni, fino agli anni 40 dell'Ottocento, fino alle vicende del 1848-49, la bandiera tricolore sarà effettivamente, ritornerà ad essere un simbolo rivoluzionario, quindi pubblicamente vietato questo simbolo nell'Italia, che è in gran parte sotto la dominazione austriaca. E arriviamo quindi al gennaio del 1848, quando questo tricolore, con il simbolo della Sicilia, della Trinacria, del simbolo dell'antica Sicilia, fa la sua comparsa per le strade di Palermo. È la prima bandiera tricolore del 48 italiano, seguita da un altro tricolore, quello che viene esposto sempre nel Regno delle Due Sicilie, a Napoli. Vedete questo tricolore particolare a cornici concentriche e con il simbolo della famiglia, della dinastia dei Borboni. Ci trasferiamo in Toscana, vediamo il simbolo del Granducato di Toscana, sempre con il tricolore, e nel campo bianco il simbolo granducale. Ci trasferiamo in area padana, e precisamente a Venezia, il 26 marzo del 1848, con un decreto della Repubblica Veneta, viene adottato il tricolore, e vedete nella parte in verde viene incistato il leone marciano, il simbolo della Repubblica Serenissima, quasi a simboleggiare una continuità tra l'esperienza della Repubblica Veneta e quella della nuova Repubblica, che ovviamente ha dei principi completamente diversi, la Repubblica di Daniele Manin. Vediamo questa che abbiamo visto è la bandiera ufficiale, questa invece è un drappo ricamato dalle donne di Dolo, quindi siamo nella provincia di Venezia, e viene portato a Venezia questo drappo dai volontari di Dolo e della Riviera del Brenta, che vanno a difendere la città lagunare dall'assedio. L'altra immagine è sempre un'immagine, quella successiva è quella dell'immagine di un tricolore che viene esposto a Forte Marghera nel 1848, vedete al centro sempre il leone marciano. Anche quella successiva è una bandiera tricolore, questa volta è una bandiera sempre veneziana, e vedete ci sono anche le scritte Italia libera, Dio lo vuole. Dio lo vuole è anche poi il simbolo della Repubblica Romana, vedete anche qui un altro tricolore con la doppia R, Repubblica Romana, il simbolo poi sia dell'ulivo sia della quercia, quindi della pace e della forza, e Dio e popolo, che è il motto mazziniano che viene adottato anche in questo tricolore di questa straordinaria esperienza che abbiamo visto dura pochi mesi, però abbiamo visto la Costituzione della Repubblica Romana, fino ad arrivare poi alla vigilia dell'unità nazionale. Qui siamo nel 1859 con questo drappo che ha già adottato praticamente il simbolo di Casa Savoia, Piacenza e Reggio, che costituivano sostanzialmente due ducati che entrano a far parte del Piemonte e poi diventerà Regno d'Italia. Qualche
qualche mese dopo, nel 1860, che cosa fanno i Borboni quando vedono arrivare i garibaldini? Ritirano fuori il tricolore e rimettono il tricolore e rimettono il loro simbolo ovviamente all'interno del campo bianco, contrappongono questa bandiera con il simbolo borbonico a quest'altra bandiera che è quella di casa Savoia, della dinastia Sabauda, che è la bandiera che poi rimarrà per alcuni mesi, sostituita poi definitivamente fino al 1946 da questa bandiera, praticamente lo stemma sabaudo, anzi il simbolo in questo caso del Piemonte, con la cornice azzurra che era il colore della dinastia sabauda. Finalmente arriviamo a questo tricolore, che è quello che forse ci piace di più ed è quello più semplice, più naturale, e questa storia del tricolore ci introduce ad un'altra vicenda che è quella dell'Italia repubblicana. Non c'è solo il tricolore, ma a partire dal 1946 c'è anche un'altra cosa importante, che è appunto la Repubblica, l'Italia che diventa finalmente Repubblica nel 1946 e che saluta praticamente la fine di un periodo molto lungo, un secolo. C'era stato il Risorgimento, c'era stata l'Italia liberale, c'era stata la Grande Guerra, c'era stata la parentesi del fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza e finalmente la Repubblica, attraverso quel referendum del 2 giugno del 1946, in cui il 54% degli italiani scelgono di stare in una Repubblica, riprendendo ovviamente l'esperienza che era stata di alcune avanguardie. Abbiamo visto i repubblicani a Roma nel 1849, e questa idea di repubblica è un'idea moderna che viene finalmente attuata anche in Italia a partire dal 1946. Il primo frutto dell'Italia repubblicana è la stesura della nostra Carta Costituzionale, una carta che viene votata, come sapete, da un'assemblea costituente molto diversa da quella del 1849 a Roma, ma una carta che riprende quei principi. Prima abbiamo visto i principi fondamentali, abbiamo visto la modernità, c'era quasi tutto in quella carta, dico quasi perché ovviamente non c'erano le donne nella carta del 1849 della Repubblica Romana. Le donne ci saranno, e come, dentro la Costituente, diranno la loro, saranno poche, ma riusciranno comunque a condizionare i lavori dell'Assemblea Costituente. E questo legame tra Risorgimento, Repubblica e Costituzione viene ricordato da uno dei padri della nostra Costituzione, cioè Piero Calamandrei. E viene ricordato non solo durante la stesura della Costituzione, ma in questo discorso che Piero Calamandrei tiene nel 1955 agli studenti milanesi, un anno prima di morire. Piero Calamandrei dice: in questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie sono tutti sfociati in questi articoli. E a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie, dico: ma questo è Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour. Quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica è una, è indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. O quando nell'articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popolo, ma questo è Garibaldi. E quando leggo nell'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria, che è venuto un po' prima del Risorgimento, nella seconda metà del Settecento, ma lo possiamo considerare anche questo una delle grandi voci lontane, uno dei grandi nomi lontani
che in questo passo, in questo discorso che Calamandrei ha tenuto agli studenti milanesi, viene ricordato. Ebbene, la storia della Repubblica deve molto al Risorgimento, ai principi del Risorgimento, e negli ultimi 65 anni la storia della Repubblica è stata caratterizzata da molte pagine straordinarie. La Costituzione, abbiamo visto l'elaborazione, l'approvazione della Costituzione, la ricostruzione del dopoguerra, gli anni 50 e soprattutto i primi anni 60 con il miracolo economico, con il boom economico, ma anche da tante pagine buie nella storia d'Italia. E io ne vorrei ricordare tre. Perché voglio ricordare queste tre pagine? Perché secondo me questi sono stati i momenti in cui gli italiani si sono sentiti davvero tali. Qualcuno dice che la nostra identità nazionale è un'identità debole. Ci sono alcune prove di questa identità debole, però ci sono dei momenti nella storia d'Italia, e questi che in qualche modo, questi tre che voglio ricordare molto velocemente, sono tali, e in cui gli italiani si sono sentiti davvero parte di una nazione, veramente fratelli d'Italia. Momenti tragici, spaventosi. Oggi stiamo attraversando un momento abbastanza critico, ma queste tre pagine che voglio ricordare, questa è l'immagine terribile della strage di Piazza Fontana. Siamo nel dicembre del 1969 a Milano, l'esplosione terribile presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, che provoca 17 morti, quasi 90 feriti, e apre una parentesi molto dolorosa, quella che è conosciuta come la strategia della tensione. Inaugura gli anni di piombo, gli anni della violenza politica che continua anche dopo con l'assassinio, il rapimento, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, importante esponente della democrazia cristiana, un momento in cui in quei 55 giorni del suo sequestro, tutti gli italiani in qualche modo cercano di sentirsi una nazione, al di là poi anche delle divisioni politiche che erano molto profonde all'epoca. Siamo nella primavera del 1978, con domande terribili rispetto alla vicenda del terrorismo, in questo caso delle Brigate Rosse, ma domande terribili anche rispetto a quello che può essere la sopravvivenza del nostro paese, della nostra Repubblica. La domanda forse più dura viene posta da Eugenio Scalfari, un importante editoriale sulla Repubblica, in cui dice: noi ci troviamo di fronte a una scelta drammatica, dobbiamo scegliere tra la vita di un uomo, quest'uomo, Aldo Moro, e la vita della Repubblica, e noi siamo costretti a scegliere la vita della Repubblica, perché uno Stato democratico non può cedere al ricatto del terrorismo, della violenza politica. È una domanda terribile, e la risposta ovviamente, in questo caso Scalfari dava una risposta, però mi rendo conto che per tutti la risposta non fu univoca. Ma al di là delle divisioni politiche, ripeto, questa fu un'altra pagina dolorosa della nostra storia, una ferita per certi versi ancora aperta, che però ha in qualche modo fatto sì che gli italiani sentissero un clima anche nazionale, non dico patriottico ma nazionale, perché il momento era veramente drammatico. Come drammatico era anche questo. Questo è il 1992, dal maggio al luglio del 1992, quando due importanti magistrati impegnati nella lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vengono assassinati a Palermo. In questi ultimi giorni è stato evocato spesso il 1992 per motivi legati all'economia. Ebbene, sarebbe il caso di ricordare un po' più spesso il 92 per quanto è avvenuto a Palermo, e io credo che ognuno, tutti quelli che sono seduti in questa sala, sanno benissimo che cosa è avvenuto, forse dove si trovavano nel momento in cui hanno appreso le notizie
della strage di Capaci e della strage di Via D'Amelio. La terza pagina appunto che volevo ricordare per chiudere questa carrellata sulla storia d'Italia, perché la storia d'Italia non è fatta solamente di cose eroiche, di cose retoriche, di cose belle, ma purtroppo anche di tante cose negative, le guerre, il fascismo e per quanto ci riguarda la storia della Repubblica, che è stata una grande storia, una storia importante, che è una grande storia, e però noi purtroppo diamo il meglio di noi solamente nei momenti delle tragedie, sarebbe il caso di darlo comunque sempre, ritornando ovviamente a pensare a quanto avevano fatto i nostri patrioti, e lo dico questa parola non in senso nazionalista, in senso appunto patriottico o sciovinista, ma in senso proprio risorgimentale. I nostri patrioti tra il 48 e il 1860-61, ma in particolare voglio ritornare a quella figura, Goffredo Mameli, che ha aperto, diciamo, questa serata. Goffredo Mameli, che a 22 anni dà la vita per la Repubblica Romana, muore in un letto di ospedale nel luglio del 1849 e ha scritto questo inno, poi musicato da Michele Novaro, un inno anche questo piuttosto bistrattato, che è diventato inno del nostro paese, dell'Italia, a partire dall'ottobre del 1946. Un testo che io considero straordinario. Se noi andiamo a vedere le strofe troviamo anche molte pagine, molti aspetti anche retorici, poi lo sentiremo cantato, ma vedrete che in questo inno c'è tutta la storia d'Italia, c'è la storia d'Italia dell'ultimo millennio. Si parte dalla battaglia di Legnano, si passa attraverso i Vespri siciliani, si arriva al 1500 con l'assedio di Firenze del 1530, si arriva alla metà del Settecento quando viene ricordato il gesto di quel ragazzo genovese, il Balilla appunto, che lancia un sasso contro l'occupante austriaco, e si arriva fino al 1848-49 quando questo inno, questa canzone compare, in realtà era stata scritta l'anno precedente, nel 47, e che poi diventerà una sorta di inno nazionale parallelo alla marcia reale, appunto fino al 1946, quando tutti impariamo in qualche modo a cantarlo, e adesso credo che possiamo anche cantarlo insieme per chiudere come abbiamo iniziato questa serata. Siamo pronti alla morte, l'Italia.